La prima mano che devi andare a dare, la dai colorata. Qui sopra ritorno e spatolo. Però ripeto ragazzi, il trucco di queste venature è questo pennello, Quindi possiamo partire zona alta, facciamo tutto l'alto, poi man mano andiamo a sfumare in questo senso qua. Non dovete fare uno stucco il marmorino con la stessa spatola, perché il marmorino graffia il filo. L'altro consiglio è di non usare mai le spatole nuove per fare l'ultima mano. Gli faccio veramente pressione sulla spatolata, quindi dove abbiamo più punti bianchi, cioè tipo questi spazi, così lo possiamo anche spatolare 2 o 3 volte so. Vedete anche la venatura che bella che diventa? C'è quel bianco che gli va su a sfumare, veramente qualcosa di particolare, no?